Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, in prentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22. Su sabato per me è un pregio umano, perché ogni gira si troviamo su noi a fare delle cose belle, del sangue tutto, dei sardi, della poesia, ma della poesia in lingua sarda. Dunque, questa è questa cosa che si dona pregio umano e dunque, poi pure, si sono pari a meras amici che arrivano da diversi luoghi della terra nostra, ma è seus con Anna Cristina Serra a combatti poi pure questo bello pregio umano, no? Saluto Ottavio, saluti ai ospiti nostri, a chi ne stia ascoltando sì. E poi mi pure su pregio di Ottavio e su pregio mi pure che sto seguendo questo cammino e pruso andare innanzi e pruso e pregendo sì, che sto scoprendo cose importanti e oggi devo aggiungere un scanto che io già bio in spuntadas, insomma, già passate. Pure se siamo arrivati a 10 puntate, dunque si è fatto un bello cammino lungo, un pari, si ne mancano ancora due, se siamo arrivati fino a su 30 e su Meseida, dunque c'è ancora cose belle, da contare e da biri e da conoscere in pari. Poesia, logos, a onde organizzano, proprio a fattere tante cose, delle intragne, della poesia, dell'animo e tutto, dei sardus, a onde commenti e tutto canto. A Cirimellus, grazie a Anna Cristina, che noi rappresentai i ospiti nostri. Ospiti importanti, cominciamo come sempre, su spuntonello della poesia di Dogna Tempus, teneus una oggi che è un'idea largo, Nodia, la questione di poesia, Clara Varina, Benenia, Clara. Saluto a tutto canto. Attora, traduttora, iscrittora. E amica mia, io tengo un pregio, ma oggi stiamo messo una di festa a te, Clara Farina e noi. Per me è una di festa, perché sono stato in Paris la prima volta, penso, nel 1986 in televisione, dunque si conosceva da mera e io canto è bello ascoltare le poesie di questa voce di Clara Farina. Grazie a te. Sì, Clara ha fatto questa poesia, ha fatto proprio una via di vita, essendo esempio per me. Se voglio cerimoniare, voglio dire che alcune delle cose che ha fatto, voi te le sanno tutti. Tanti mi piace da noi che è figlia di poeta, di mamma poeta, no? Di Ziromina Viga, una poetessa di Nodia e di importo. E poi Clara Canovasau ha vinto con Passos de Gracia, la sezione teatro del suo premio dell'Edda, ingollendo questo spettacolo Medallogos de Sardegna. E commenta seminatore di poesia, però non è che ha padapettau a questo tempo, era sempre fatto, pensa che ha fatto s'altra arti che si narrata che aveva da Pubivi, no? Sa professora, seminando in Gunipuru poesia, dunque è bello a ridurre il merito di tutto ciò che ha fatto. A parte... Sì, di tutto ciò che ha fatto c'è da voler una puntata a scetti. No, però su manco due cose, ha fatto troppo cose da importumare. Però a manco Sardus Pater, di cose cerimoniali, e a manco, ecco, da questo mi dà pettio, poi è una bellezza, sotto il traballo di Clara. Fai dobire in noi questa telecamera. In noi. A Boga e Grara, che è di adesso uno scevero della poesia di Dogna Tempus, che per mezzo di Sao Gesù arriva da noi. E esti una prenda, è un libro di collezioni, questo fatto dai religios, un altro poeta in sarti sua. E infatti da questa regione, a parte sa oggi da Clara, e noi c'è finza se gusta dei musicisti, avevo anche un nome, Capino Murgia, Marcello Peghena, Alberto Balia, insomma, si prima uso
Pierpaolo Vacca. Io penso che noi a Calincuna a dire organizzato con Clara Farina proprio una presentazione di questo libro, si è organizzato il settimo presenta i gusti. Sì, quindi posso andare a innanzi. Proprio di dedicato una puntata. Sì, certo, mi pare giusto, mi pare una cosa proprio, un riconoscimento un po' Clara, ma posa poesia in certo. Sardegna. E dunque, grazie. Grazie Clara, sì che uso con Paolo Russo, poeta di Olbia, poeta che si occupa da certo poesia già da un vaghedù di tempo, questi in su premio, come ti giuravo, un su premio una moiata, che non mi momento male, e in su premio di Posada Buru, poi se noi come te, poeta storico gaddureso del su premio Lungoni, da Funau Beni. Lungoni. Ben agattati a tutti. Grazie a me, da Paolo, ci devo così battuto. Aggiungiamo pure il premio di Olbia, con la giuria. Sì. Posada, Mamoiata e Dorgali. E Dorgali, ecco, tu casa, un poeta che tiene una castiata in diverso tretto di questa poesia nostra. A suo costato teneusa Piero Bardanzello, che è il suo presidente della giuria del suo premio Longoni, che sa da contare appunto di questo premio, che è nasciuto. Potete a seguire, anzi, organizzato già dessa prima edizione, Funti 28, come te, Piero? Il premio Longoni è nato 29 anni fa. 29. Sono 28 le edizioni, qualcuna è saltata a causa dello Covid, sì, ma gli altri sono andati tutti abbastanza bene. E devo dire appunto che è un premio particolare perché viene utilizzata solo la lingua gaduresa in tutte le sue varietà, e quindi della Sardegna settentrionale, e lo cosso, la lingua cossa, in tutte le sue varietà, quindi in tutta l'isola. Ma tu ci sei questa prima edizione, no? Questa è la io sono dalla prima edizione. E volevamo uscire di gusto. Sì. Poi che ne teneus? Ma è poeta i suro, non è scelti presidente della giuria. E Chiusini, poeta, premiamo un ricordo su Pedro Caso de Berchida, Romana, e Tireddu, pensa in prosa, dunque insomma. E anche il Nosside. È pure su Nosside. No, proprio no. E a costau invece di Piero Bardanzello teneuso ad Andrea Meleddu, che oggi è con noi come poeta vincitore del suo premio Sisciareo de Russiu. Dunque si usa andando in planargia, no? Dessa gallura si usa sa lanargia. Andrea Uru è un poeta che ormai è già di ora, che è insomma, camminando in sarrasto della poesia con riconoscimenti importanti. Chi non mi ricordo mai il lavoro di Brage da iscrivere massimamente in rima, in forma zarrata, e poi Sasannai, ecco, poi Sasannai come ti è finza se questa. Poi te su è giovane, dunque è bello avere. Sì. Sì. A costau Angelo Mariardu, Deus già connotto come vincitore del suo premio dei Tireddu, o invece si lo teneva come organizzatori del suo premio de Frussio, e poi Sasannai come organizzatori, questa doppia bistiri, insomma, che tenesi come tra poeta e organizzatori. È importante che lui sia un poeta in organizzazione di un premio. E a costau de Angelo Mariardu, Sandro Biccai, Suburu, poi osavere in cari sezioni antibinto su Nessatro, però Sandro Biccai Vuru, scusa, è già un poeta che Suburu ha già piegato riconoscimenti importanti, in sozzieri, in prosa, mi pare, in Pariciusano, Manoscetti in sozzieri, in altro Mamoiada, Borticali, insomma. Non fai elenco, poi ti ho avuto pluripremiati, dando su Beni News. Beh, come caso voi, poi è usattenni che hanno serrato questa trasmissione, come te sempre, come tolli questa organizzazione, questa puntata, e usattenni a Nicola Loi, ma non ancora, devo sapere, devo sapere, plus a tardi, e poi
come si sta organizzando a entrare dopo. E cominciate a conoscere bene questo premio Lungoni, Sì. arriva proprio dei Lungoni, dunque Santa Teresa Gaddura, no? Aici si serra in italiano. E noi 29 anni a oggi hanno organizzato il suo primo premio. Ecco, si contasse in tante delle sezioni, si come è organizzato, a chi è rivolto, e poi avere impari poi tutto il lavoro che hai fatto in questa edizione. Ita succede ogni anno, quando accabai il suo premio, c'è una pubblicazione e tutto quanto. Cominciamo con tu, Piero. Il premio Lungoni, diceva Mianzora, che è nato 29 anni fa, 28 edizioni effettive, e è nato appunto per iniziativa soprattutto dei lungonesi, che hanno preso con Lui Cossi l'iniziativa di istituire un premio, un concorso letterario che fosse naturalmente riservato alla Gaddura e alla Cossica. Noi siamo di fronte a Bonifazio come Lungone e conseguentemente abbiamo appunto la possibilità di mantenere vivi usi, costumi e tradizioni, ma soprattutto la lingua. Siccome tra lo Gaduresu e lo Cosso ci sono affinità e ci sono appunto un bel di interessi in comune, che naturalmente noi volevamo mantenere vivi e soprattutto lasciarli alla gente che verrà da poi di noi e che non vengano appunto distrutti dalla lingua nazionale che passa come una prancia naturalmente e distrugge tutto, abbiamo deciso di essere in questo senso decisi a fare in modo che lo premio continua esattamente così come è nato, cioè nessuna battura ad altre lingue, qualcosa in Sardegna, grazie a Dio, e di questo siamo contenti tutti, vi sono un bel di premi, di concorsi, che sono abbalti a tutti i linguaggi, quindi la possibilità di partecipare a chi si sia poletta c'è sempre, quindi non c'è appunto alcuna proibizione, mentre questo è riservato appunto solo a Gaddura e Cossica, per chi campa in una situazione particolare e conseguentemente appunto bisogna appunto dargli questa attenzione, in modo tale che in questi territori, che hanno appunto questi punti in comune, ci sia ancora questa continuità. Quando è nato soprattutto in occasione di uno dei tanti incontri, di Cossi li chiamano scontri, esattamente, che noi abbiamo sempre fatto con gli amici della Cossica, sia per la poesia che per la prosa, e ancora per discutere di problemi comuni di cultura. Eravamo esattamente lo paesino di Zotta, in questa occasione, un paesello di nulla naturalmente, ma onde c'è un bel di gente che a un momento si interessa di poesia e di canto in particolare, ed abbiamo deciso di dar vita a questo premio. C'è stato un suggerimento eccezionale, ed io amo chi ci ammentarlo, da parte di un Cosso che purtroppo è morto, Giovanni Battista Stromboni, un uomo eccezionale. Ha fondato a Scuola Corsa, la prima scuola corsa effettiva, con tutti i corsi naturalmente, dalla scuola materna, alle elementari, alle medie, alle superiori e così via, e ha dato vita a tutta una serie di manifestazioni e ha contattato noi per essere presenti in un bel di queste manifestazioni. Alla torrata di una di queste manifestazioni, insieme allo sindaco di Tando, naturalmente, che era un certo Nino Nicoli, abbiamo deciso di tirare fuori lo regolamento, lo bando e partì con questo. E da qui naturalmente abbiamo continuato. Oggi è tutto è su comune che organizza Oggi è tutto è su comune che organizza. Sì, esattamente, cioè l'organizzazione è comunale. Chi c'è oggi l'amministrazione comunale è rappresentata dal vice sindaco Nello Mura, perché la sindaca Nadia Matta naturalmente ha problemi di salute e non ha potuto partecipare. Però so i ben convinti, tanto è vero che qualche di fa, insieme agli amici corsi che sono interessati a questo premio, quindi gli giurati, persone abbastanza conosciuti, Gian Maria Righi, Petruleca, Alano Di Meglio, ex professori e formatori dei corsi della Università di Corte, esattamente, e abbiamo avuto per teleconferenza un incontro per ampliare questa possibilità e una maggiore partecipazione ancora in terra corsa. Per noi continuiamo a premiare il Lungone e lo vediamo la terza di feste patronali, cioè
Ogni anno lunedì 16 ottobre, esattamente, gli ha fissati in questo modo. Ma quando avremo questo incontro, tra un mesetto circa, poneremo le basi per questo ampliamento e a questa partecipazione maggiore, magari inserendo ancora altri settori, oltre la poesia che governiamo noi e la prosa che governa lo paese d'Aglio. Perché si è inserito in Coraglio, che ancora riserva la prosa agli scrittori gaduresi e agli scrittori cossi. Bene, dunque sei sul comune di Lungoni, di Aglio e Sagozzi. Le due amministrazioni comunali di Aglio e di Lungone organizzano appunto questi due concorsi. Andavo su qualche flussio, comprendi bene, intanto e mi pare che ha posato su, se si già mi pare sa de 12 o de 13 edizioni, si cade che il cubenzao. Sì, flussio è spartito su 2008. È intitolato Sisciareu le ha nome da questa pianta che venimmo spontanea che poi il mano soffolto del resumine sana hanno deludirare da esa terra questa pianta e poi il mano sabile della femmina sa allo tribagliano allo cosini e fa che si scosinzo fa che ne so col binzolo colbese de sciareu chi o magari selbi a ponere in sul muro per abbellire appena sa domo. Derisi silbia da fu un istreppo che silbiando ogni die po Samunare Rodrigo po giughe su Drigo su Molino po andare a Varina po va che su pane fu un istreppo che silbiando ogni die e da in cui le ha su nome su un corso però dedicavo a Augusto Pira se no allora come te questa cosa quando nasce questa idea sì è nascito in su 2008 cadevo io amministratore in vita, quindi devo stare sempre mantioso, tanto non scrive e non fa manco poeta, però mi è sempre piaciuta la poesia. Infatti, sopra il anno che fu amministratore, ho avuto due poeti per fare una gara di poesia improvvisata. Sì, l'anno dopo, per fare qualche cosa diverso, ho posto in base questo suo concorso, ho fatto un corso, una bella con suo sindaco. La prima persona a essere contattata fu proprio Augusto Piras, ingegnere Augusto Piras, una persona, la persona giusta, abbiamo cercato proprio la persona giusta, il suo la mantioso della poesia, non fu manco poeta, manco il suo si è diventato poeta, quando è stato posto in mezzo a questa cosa. Quindi subito dopo di Aisu sono scelto sull'altro giurato, tipo GGP, un poeta a tanto nodido, poi Chirico Falche, a me da mantioso della poesia e della lingua salda e sicuro, dottore in Bosa avuti. Poi abbiamo scelto in giuria due poeti al manno, Salvatore Muggia de Macumere e Antonio Maria Pinna de Butto Maggiore. In quella giuria fu fatta, insomma. Come segretaria vi fu di Maria Giovanna Carta, che tanto fu di responsabile della lingua salda, del suo ufficio della lingua salda del suo comune. E siamo spartiti, e ogni anno, insando su ogni anno fatesi questo liburetto dopo che fatesi edizioni. Io domando a Gianni se potete inquadrare tutto e ci fatevo dire su traballo da fatesi. Fare sul libretto in un corso è sa mezzo scorsa, che poi sul libretto diventa uno di stimonzo umano, che gioca infatti in suo tempo, da in noga 100-200 anni possono leggere sul libretto e ischini come scrivono in questo tempo, la lingua cambia, una lingua... Essa vena dessa poesia puro. Essa vena dessa poesia puro, quindi uno di stimonzo umano. Poi nulla, siamo andati avanti benissimo. Da un momento che se il primo anno abbiamo entrato a bida sono poeta sul manno che bivuni, abbiamo vinto poeta sul manno, a cominciare da Anna Cristina. Ma altro poeta al manno, Giovanni Viga
De Nuoro, Anna Giovanni Cristina Villa de Totto ha Orgosolo. vinto in un montone concorso, infatti mo non partecipa più. Sì, beh, da Anna niente, Cristina. no? In modo da bolliti in giuria, non da bolliti prossimamente. Ma come si Veramente al mentore tutto, so poetas amannos che hanno vinto in Flusio, magari rischio che non mentre con Caliguno e non queria continuare. No, mai c'è andare. Cioè. Poi io andavo a portare dus de poi. No, ma a questo che so arrivare pure che po annos e annos e poi a fine l'unica cosa che dispiace in questa cosa è te che non veste sul ricambio di generazione. Cioè, devo fare nelle prime filmosano con questo poeta al manno, ma questo poeta al manno io ho che dene 80 o 90 anni spuro, quindi quasi non partecipano più. Bene o male poi mi trovato so altri due poetas giovani, lo scriviamo da mare giovani, Andrea Meleddu de Sorgono e Sandro Biccai de Sindia, che tra l'altro Sandro Biccai fa che parte della giuria di Flusio. Ma Piero, come te questa cosa invece in su Premio Lungoni? Chi è che partecipa da giovane, come te, in due sezioni? Contami pago La partecipazione è una partecipazione abbastanza sventuta, sia da parte gaduresa sia da parte cossa. E devo dire che soprattutto i corsi, con una giuria che è altamente qualificata, appunto, invitano la gente appunto, che studia, le scuole e così via, a essere appunto presente. Noi abbiamo una diversificazione, cioè lo bando prevede una partecipazione degli manni, esattamente dopo i 18 anni, è chiaro, poi porrei ancora i 100, beata indichi di carriera, e per i minori invece vemo da 6 a 10 anni e da 11 a 18 anni. E abbiamo partecipazioni ancora dei minori. Certo, ponedà chi su che ponedà, sia per lo gadureso sia per lo cosso, ma sono abbastanza presenti. Noi abbiamo naturalmente una difficoltà in fatto che gli scuole nostri, esattamente la lingua non si impara. Non si impara, c'è la possibilità dell'insegnante di poterla imparare quando hanno tempo libero e possibilità di inserirla nei programmi. Quasi che al momento i programmi siano i programmi di chili elastici, cioè se c'è tempo e modo si infila, se no. Cioè ci sono però maestri di buona volontà, insegnanti di buona volontà che imparano gli stili appunto a poetà o comunque a scrivere ancora in la lingua gadurese e li partecipigliano. In Costi la faccenda è diversa, qualcosa lo corso ormai viene appunto imparato in scuole diversi. Perché c'è un gruppo esattamente proprio di formatori che proviene dall'Università di Corte, un team di formatori come chiamano e impara agli insegnanti a impararlo ai minori o comunque agli altri che vogliono imparare, chi si che vuole imparare. Perché ancora in corso che naturalmente c'è gente che fa da solo il francese e quando qualcuno va da un corso non è che comprende ne granché a dire la verità e lo faccio con certo fastidio. È chiaro che le cose che si dà fastidio a bello, perché naturalmente non siamo i corsi, questa è la lingua nostra naturalmente e non volevamo naturalmente che la conoscessero tutti. Certo. Cioè questo non avviene sempre, però c'è una situazione abbastanza favorevole ed è così che l'ultimo team guidato proprio da uno dei giurati, questo Alano Di Meglio, è un professore Alano Di Meglio, ha fatto in modo che questo insegnamento sia stato diffuso appunto in tutta l'isola. E c'è stata naturalmente una partecipazione abbastanza sentita. Anna Cristina, cominciamo a conoscere meglio il poeta Setton. Certo. Cominciamo proprio da Paolo Russo. Certo, che appunto tiene esperienza, Anna come te poeta, sia in savarti Mario Gadduresa, ma in savarti sarda pure, poeta. Paolo Russo, perché a parte ai concorsi letterari, finza segusos avettos a su gallureso, ma insomma, in lingua di Sardegna, una cosa ecco. E poi tiene esperienza come te giuravo, come te non prima, ma moiata, posata, quanto per tocca da lingua sarda e poi Olbia, ma Olbia non è serragua, è trascristionata di Sardegna, è solo Lulungoni. Allora, Paolo. Olbia è bilingue, fa da
una sorta di locutoreso acconcio dalle tarraunesi, è proprio una variante, e però si fa in gadureso, ti risponde in gadureso. Quindi faedane le due lingue. Io ho cominciato con Lungone e con Posada, poi ho per un poco di tempo partecipato a altri concorsi, ho vinto alcuni primi premi, pure ad Esolo, premio Acre Sardegna, insomma ne ho vinto tanti. 2 volte a Posada, poi di 2 volte di Posada e poi Lungone ovviamente. Dopo i 2 volte di Posada ho fatto parte della giuria, nel frattempo poi sono andato fuori a Travardo, ho lavorato Paldini i concorsi e però sono rimasto nella giuria, fatta esclusione di Lungone, perché Lungone la premiazione era a Natale, ancora si era fuori in Sardegna, l'idea di tornare a casa e tornare a gattare amici, poeti, gaduresi in Lungone, e poi con Lungone sono cresciuto perché ho fatto parte della consulta intercomunale Gallura fin dalla fondazione, uno di Piero e uno dei massimi esponenti, e poi mi sono portato al concorso a Lungone come concorrente, come studioso, come amatore, perché ho avuto la fortuna di lavorare spada a spada con i massimi esponenti della poesia e della cultura gaduresa, che facevano parte e della consulta e poi trasferiti al concorso Lungone. E ancora oggi vi sono presidenti, con presidio della consulta, e ancora un altro che è entrato avanti della consulta, un altro ancora, ve ne so 3 che sono stati presidenti della consulta e pure presidente. Quindi l'idea di mantenere la lingua, di scrivere la poesia, da gattarsi, gaduresi e fratelli i corsi, è un'idea che non è che vuol dire escludere nessun altro, ancora perché. I poeti gaduresi andavano un po' in giro, vanno nell'altro e vanno ai concorsi. Vincono altri concorsi o partecipano e si facciano apprezzare e poi tornano da noi. Tornano arricchiti della conoscenza del confronto con altre varianti. Quindi ancora lo gadureso ha beneficio di questo tipo, perché ci si medora scrivendo e confrontandosi. Certo. Ma Ancora infatti, non è un modo di si serrai, sa poesia, Certamente. non tieni l'acana, Si e dono- dunque si vai prus ricus, i sonus e i atrus. Certo. Poi è bella questa storia del suo ponte, della poesia tra sa Gallura e sa Corsica, voi troiati e cose in comune, medano, finza Certo. su canto, no? Su vuedai, ma sempre in una mirata, in una gastiata spundia de confronto, non è una serra. Certamente, ci mancherebbe altro. Se di noi è la poesia che riesce a leare e a fare amistà con le persone, mi domando quali altra cosa dovrebbe essere. Fra l'altro, Piero ha anticipato che vi sono altre cose, interessi pure economici, di cultura non solo, perché poi la cultura viaggia con tutto, è trasversale, si dice, no? In termini pure economici, no? Una cosa che lia, no? E quindi il concorso di Lungone per me è stata una maniera di crescere e la conoscenza, lavorando a fianco di queste persone altamente esperte, la passione mi ha portato poi a conoscere e essere apprezzato, ma accettano in certe giurie, ed ho magato a magari a giudicare poeti che sono 10 volte meglio di me, perché io a un certo punto ho compreso che dalla poesia è più di dà che di dà. Quindi Però ti ne porta una di poesia. Certo, ti conta una. sì. Facci da ascoltare. Ti dico, La voce, allora è una... In pesi. Grazie in pesi, ci ricorda un mellus. Una poesia che ha vinto a Lungone ed è intitolata Ciuvulano. Ciuvulano vuol dire un tale. Misera luci di lampana, a braccio stirato mantesa, la notte Ciuvulano si ghia. Compagno vena lumbaro un rocchio, a mano manca sempre bestrinta, e di tera incirata un cappuccio, da un dicea vorra la balba, che notte mia la molti. Dea e di vrito stese la nottata, che tutto lo che era ingurdisi, pa un tempo le buone passoni, candera la disegnalata, la ducane, lo pezzo di pane di pace, tra la notte e la dini. Muta vergura che torri, esciuti la memoria a zaori di stagioni essendo palduti. Dimmi, pallemose non desò, chi s'alampana e chi sorrocchio. Oh, se lei sia gattati, canti cammini il lubudio ancoreo, aria balto e forsi,
non aria più temuto la morte. Che cosa bella. Poi a tu Ottavio, vero, questa musicalità di questa gestionata, mi ti piace piace troppo. troppo, ma il suerdo su questo coro di Paolo, si nata tutto satro, ma è proprio per questo, insomma, mi pare l'astima, ecco, che Paolo Neri di questa poesia, il suo poteva certificare che non donai, depi si chira donai a questa poesia tua, sai che si è fatto un tendi, esatto puro, tenenti denai cosa mera. Grazie. E voi ascoltate, conosciamo meglio su Sandro e Andrea, Andrea Meleddu, con chi cominciamo? Con una, ma che hai cominciato con Andrea, che sta accostato giovane, no? Desorgono, no, che seguono. Andrea è Desorgono. Quando ogni anno a Sorgono posso avere assunto, mese augusto, ogni anno, 20 anni, se mi va da voi, sempre in Gunisi, è troppo bello ogni anno in Gunisi. Contasi invece di questa poesia cosa tua, ti ha preparato, ti ha fatto con Frossio, ma con esatto concorso 78, se c'è una cosa che pone di impari questa poesia cosa tua, o se ogni volta è una cosa differente? No, più che altro Deo, come ti venendo Anna Cristina, scrivo in rima, ma è una cosa che mi veniva naturale, forse si questa passione per il canto. Tengo un grande rispetto per questa poesia che in rima, è una cosa che ha fatto pagare Ortas, e penso che sia da parte mia, degna di approfondimento prima di affrontare, insomma. Questa cosa della poesia in rima invece mi viene più naturale, poiché è proprio accappiata sul fatto magari del suo canto, penso. Nulla, premio di poesia, risultati, funtarebbaus appusti su 2020, ho partecipato già io a la maggior parte dei premi di poesia sarda. A Frossio ho partecipato sempre alla sezione sonetto. E nulla, ho preparato un sonetto che è l'ultimo che ho presentato sul premio Frossio. Un anno ho potuto finire sonore di piegare sul premio speciale dedicato a Augusto Piras, che avevo su Lumenando prima, Ingegner Piras, che purtroppo a pochi più lo conosco e pago, però ho potuto sonore di piegare questo premio. Invece ho preparato l'ultimo sonetto che ho presentato sul premio Frossio e così ho originato. Facete sfruttanza. Andava bene. Scusate che dico su voglio che non me la ricordo a memoria. Intanto io posso unire, questa ribau Nicola Lloyd, dunque sa, veni torrao. Nicola. Invece ci sei 8 insomma. Ma poi io intendo il verso stuso, Nicola, a sta serrata come te sempre. Beh, se ne ho gusto. A tu. Minuta tommo mia, tintinnoso mi torra ad un canto. Questo zero d'ammentos e d'urcura, una oghe mi pare da bisura ad una mamma e mi perdo in così spanto. Pusti sparen su un cuttos d'un pranto un nodidu, che mi scramma di tristura, non mi lascia soffizzo, in noghe addura, in seduilico appricque e gustammanto. E tanto, con faeddi salenato, calemmanno, torrata a pizzinnia li rispondo, ma sempre banzeccato, dai minore in mano e cadaia, fino a scompago, me t'hai entregato, non ti lascio minuta tommo mia. Grazie. Grazie Andrea. Grazie. Rubise tornai quando questa poesia torna ad un pago, pensa a schemi tradizionali, un pago torna giovane, poi ponenti un altro modo, ecco, di prendere su schema di Andrea è uno dei gusti. Io mi ricordo, penso sia a Pozzo Maggiore, non mi ricordo mai che io stavo sul primo premio a Pozzo Maggiore. No, Pozzo Maggiore mi pare che abbia su terzo premio. Su terzo premio. Sì, e mi ricordo che sul giudizio di questa giuria poteva essere proprio gusto, no? Rinnovavo i tacchini giovani, fai gusto in questa poesia pure, no? Poi di altre cose nuove. E poi una curiosità di con il premio Lungoni,
in queste pubblicazioni che vadesi ogni anno, io tengo usa adesso 19, adesso 2021 e 2022, soprattutto sul 2020, poi la pandemia non si è fatto nulla, giusto, e ci è. Però, siccome questa pubblicazione, sì, pensando che hanno cominciato a oggi, conta pure come cresce la poesia, come è cambiato il sistema, come è cambiata la partecipazione e tutto quanto. Ma questo liburetto, a onde si agattano, queste poesie, o scetti in suo comune, come funziona? Tanto, le librette sono semplicemente la testimonianza dei concorsi annuali. Quindi ogni annata naturalmente ha lo suo libretto, in modo tale che in questo momento tutti possano avere un ricordo, innanzitutto i poeti, però gli studenti, le persone. E viene stampato a cura dell'amministrazione comunale. Ci pensa l'amministrazione comunale, l'ufficio cultura è interessato appunto per far stampare questa cosa. Si porta naturalmente all'anno un fatto, quello dell'anno che precede, naturalmente perché ci vuole tempo per vedere come stanno le cose, cosa hanno scritto, se c'è qualche cosa da aggiustare, cioè c'è il tempo necessario, lo sapete benissimo tutti, per stampare qualche cosa. I libretti ci sono tutti, dallo primo fino all'ultimo. Questi sono gli ultimi 3, li ho portati come esempio, ed è così che un lavoro appunto che viene fatto con particolarità, cioè c'è un'introduzione che naturalmente è dell'amministrazione comunale, c'è un'introduzione da parte mia come presidente della giuria e ci sono naturalmente poi le poesie che hanno una particolarità, trattandosi di questi due territori, cioè Gardura settentrionale e Corsica in piena estensione. E cioè varigliano un bel gli argomenti e lo stile. Cioè noi abbiamo notato in questi 28 anni una variazione di argomenti e di stili veramente interessante. Succede ancora in altri concorsi, sia ben chiaro, qualcosa naturalmente l'ispirazione delle poete non è sempre la stessa. L'ispirazione è dovuta a emozioni diverse, a avvenimenti, a cose che succedono nel mondo e quindi ognuno si regolaglia come ritiene più opportuno. Però quello che noi notiamo appunto che questa ispirazione è qualche cosa che viene da dentro. Cioè che nasce naturalmente nella mente e nei cuori di poeti ed è profondamente cambiato sia da parte garduresa che da parte corsa. Noi abbiamo lo piacere naturalmente di diffondirli e fin quando durano appunto le coppie, la gente può andare alla biblioteca comunale, leggerli o se ce n'è ancora, pidarsene una copia e portarsene in casa. Anzi, siamo contenti, specialmente quando sono giovani. Bene, è una bella testimonia, potaici. Ma ogni anno io sovremianta sia un poeta gallureso e un poeta corso su Nessatru. Poi l'ultima edizione è premiato a Gianfranco Garruccio, che non mi mento male, e a Norbert Paganelli, uno è Sattro. È bella questa... Grandissimo poeta. Bene, e poi arriviamo a Samiga Nostra, qua a Farina. E poi arriviamo su Sportoletto. Ci si narra pure che li sa portare. Certo, che stavo entusiasta, ospite no dia, ma di sicuro, Clara, a chi ne sa zettiu, impari con tu. Dunque, ho fatto un'iceda intanto da Antonino Muraena e poi ho parresare una poesia, se querides. Antonino Muraena è per me su poeta che più stimo, uno adesso che stimo di più, questa narra, non è su più che stimo, ma su capi stimato di più senz'altro, perché è legata a un'esperienza personale proprio, questa narra quando in su 1989 in Tattari, su premio Pompeo Calvia, inventato da Nicola Tanda, professore mio e amico coriale, di tutta la vita, abbiamo pensato che questo premio in onore di un poeta manno tattarese, Pompeo Calvia. E questo Antonino Muraena ha mandato una poesia, che è Io, noi Potorero, che da voi posa pannarre. Ma qual è questo Antonino Muraena? Antonino Muraena è nato in Bono in su 1908, però sa pizzinia sua, prima pizzinia l'ha passata in Lula
in domo de su zio, che vidi un ubreidaru, che si narra da Giovanni Antonio Mura, il scrittore il suburu, tant'è che ha scritto un romanzo famoso Mattessi che si intitola da La Tanca Fiorita. Amico de Deledda personale e un intellettuale dal suo punto di vista pure teologico fine meda. Savizzinnia la passata in Lula e fa che il primo come tenere il studio in domo de questo zio. Poi però è andata a studiare prima a Nuoro e poi a Castello e venì da Castello a studiare. Però si è laureato in Roma. A un certo punto è partito da Sardegna e in anni 40 narramosu faceva parte del suo Comitato di Liberazione Nazionale, è diventato amico di Leone e Natalia Ginsburg, insomma, vedo un intellettuale fine meda. Ha cominciato a insegnare in seconda Università di Roma e crea libero di pedagogia, perché c'è stato pure un pedagogista, sopra sa importanza del audiovisivo, tanto se mi fa vedere adesso anni 50, 60, narramos, ecco 60, poi 70 casi, in simpreu del audiovisivo in Nicola. A un certo punto non si chiede quando e commente brutte i suoi figli che conosco e che mi capita di contattare cada tanto, che stanno in Roma, su figlio di un teologo e un filosofo importante meda, ma non è che isso ha sempre scritto poesia, sempre, a sa cua, fido una cosa sua, e sei ad una chitarra e con questa chitarra suonaiada naraianissoso e si accompagna a questa chitarra e cantaiada a chitarra. E a un certo punto viene manda questa poesia ed è un'unica pezzo straordinaria per me. Io credo di essere stata proprio prima di aver scoperto questo poeta, una meraviglia. Non conoscevo questo poeta perché non aveva mai mandato a poesia al logo e nessuno concorso. Ed essa prima è unica volta che ha inviato una poesia. E ripeto, tutta la vita ha scritto poesia, tanto che ha approntato un libro in cui su titolo vidi Recuida, e già su titolo è importante meda, tutta la vita l'ha passata ora, Recuida che renare tornare a domo. È un libro di poesia che può consiglio veramente a tutti che non sono abbaidenti di comprare e di leggere. Intanto traduito in saldo, abbozzato in saldo, l'Apologia di Socrate, e Parisi, con il suo libro di poesia, ha scritto un libro in una veda esperienza di Lula, ed è un romanzo che si intitola Memoria del tempo di Lula, che è una cosa, Mattessi, meravigliosa. Moridi in Roma, in Summilli, e noi che sono 94, ma so che sua l'ha mostrato oramai con noi e quindi noi molto. Come non morire mai i suoi poeti, come Naria da Foscolo, la poesia vince di 1000 secoli il silenzio. Tanto come può narrare la poesia? Io, e poi Giovanni l'ubulescio pizzino minore, in tempor della ore a Manzano e a seru de voce de vacca spunghitore, ma no ippo torero. Io non so morto a sa schimbe de ortadie che Ignazio Sanchez. Io so morto in sarveschere, in su crescere. Non baia pro me in sarena un'isporta carchina vattuta isterrita sopra su sambere. A mie non m'ha vattuto un savano bianco. Uno boe mai a ta incorrato in saiaca e sorto. Oh, i chi so morto. A mamma pocramato a saiaca e sorto. Mamma era venuta sorto. A porrimi sa mano e o cammine mamma dai custa mala cama
dessa terra è sorto, non mi lasses in terra, che infatti è gama, cramma mia babbo mamma, chi torre da guerra. Izu meu galano, non lo posso cramare, che babbo è morto in mare, e tu sei sorfano. Izu meu galano, tu e lo de scontare, in donzi terra e porto, che a stento malo er grabo. Izu meu galano, tu e lo de scontare, chi babbo è morto in mare, in donzi terra e porto, chi babbo in mare è morto. Oi, sa calentura, un ilu lucente mi lu porria caente babbo su morto in mare, mi lu porria caente a mampilare a camino e chelos. E mampilai a ta fianco, un giovane uerto su solo patto aperto de cristallo bianco e un'ispada in mano e una erta insimmene che sa mea. La pompia io, ma pompia a tisse. Eres herido? Sì se. Eres torero? No se. Io, vostè che tu una erta aperta che sa mea, vostè es torero. Yo soy un río de leones, gloria de Andalucía, tu eres torero. No sé, io i poi Giovanniarina lo volei su pizzino minore, in tempur della ore a manzano e a seru de vose de vacca spungitore, ma no ippo torero. Unu voi mai a te incorrato in sei che sortu, ma no ippo torero. Caglia, niñito, caglia. Tu eres torero, el más grande torero sardeñolo demasiado pequeño. Subimos juntos a los toros celestes. Toma tu mano pequeña a este herido león, torero, sardeñolito, niñito del corazón. Questa è una delle poesie che mi emoziona di Bruso quando Clara da Vaidi e penso che i sfuerdos di Antonino Muraena che non da morri mai, grazie a essa vuru, ma essa si suscitona in un'altra maniera nudia, poi tacite testi una ninnia, testi una tittido e tutto questo verso su essa dona da conduna oggi che arriva da vincere a savarti nareuso dessa gente che sa poesia mancai da frequenta finza se pago, ma sa oggi da Clara a rennesci da stampai questo muro. Infatti che non è solo una cosa i biasi, mi permettete se prossa battaglia prossa limba, io credo de poter narrare con sicurezza chi e baffi danno bene Dio sta più su una poesia che mille arregiono so fatta come te narrare de politica o de altra cosa, cioè questa poesia arrivi innantisi e una persona si convinchi di importanza di questa lingua e custende questa poesia più che custende una conferenza su questa lingua. E dunque, Clara, già che questionò del premio letterario, ma io auguro aggiungo il premio letterario su Anticamminau, in questo dretto, in quest'andala, no? A mostrando vince che i sardos scritti in sa lingua che conosci, in tinareuso, ma che sia da scritta come ti si deve, io ho fatto cammino e tutto, si comprende ti tottus e tottus onanta su chidenente. E dunque si spiega letterario, può intensificare causa esempio, vince e su cammino possa lingua. Mi hai fatto venire in conca du fuedo su Canaria Iara, uno pensatore man, un filosofo tedesco, Martin Heidegger, che narra che sa terra si fa il canto con sa voce des poetas. E tu hai fatto diadero su canto con sa voce cosa tua, sa voce di Antonino Muraena e sa terra nostra che ne sia fuori
in una maniera meravigliosa. Vero. Grazie. Grazie a voi. Grazie. E attraverso un questo detto di sua poesia, poeta non è ancora con noi, No, altro certo. poeta che arriva, che ha vinto il premio Fruscio a Ottava, se mi pare, ma sa raccontare A Sandro Biccai, ma mancai si vuole entrare poeta su premio Flussio tiene di più sezioni, una per su sonetto e una per isottadas. Andrea ha fatto un tempo uno sonetto, poi Sandro Biccai, che torna a vincitori di altri premi, e che scrive pensa in prosa, i suoi vecchisi ha parte sempre con ottadas a Sandro, o tu pure che anche un'otta vai su un vago No, sonetto e un vago... devo quasi sempre un'ottava. A me pure mi piace a me da sa poesia a volo, l'ho ascoltata già da Viseddu, e dunque mi sono acculzato a sa poesia più che altro, ascoltando appunto questo poeta, leggendo questo poeta al manno della tradizione, da Padre Luca, Mossa, Murenu e Peppino Mereu. E quando ho cominciato a scrivere, ho cominciato a narrare la verità e a scrivere in prosa. E qualche anno poi invece ho cominciato a scrivere in poesia, più scatto in rima. Cosa hai fatto su cammino già? Metà volta si comincia con sa poesia e poi si arriva da sa prosa. Tu hai fatto su cammino a Simbesse. Ho vinto, forse ho scritto per giornale e dunque mi risultava più incalata a cominciare con sa prosa. Però è bello su Casinao, pensa se riguardo il poeta, sa mano dessa tradizione, che sa poesia fai altra poesia. Poetas fa in teatro poetas. Creo che questa poesia ha vinto su primo premio in sa sezione ottava in anno 2008. Su un battolo ottava, su regolamento naraia che si poteva presentare fino a un massimo di battolo ottavas. E Gai fu di finire accanto e il stato in pe questa sezione che come o canno non bespiuso. Non bespiuso che forse Angelo lo vuole narrare più di come te lo posso fare Deo, se il deciso che lo capo sul momento che devo di arrivare vagas in questa sezione. Non comprendimi bene sul motivo e poi come non eravamo che il bistata gara, poi si vede si può tornare a bocca da pizzo. L'hanno scambiata con sa poesia in rima e tutto. Quindi non solo specifica la cosa ottava, ma a poesia in rima che vuole essere sestina, drezzina, quartina, questo è. E dunque si ottava pure, non è che e dunque si ottava pure, quindi cioè l'amo cresco che rimoso. Poi sempre su sezione dello sonetto, che sta è nascido un custo, è nascido quindi su este. Sì. Noi si eravate intendi, Sandro, sa poesia che ha vinto sul 2018. Sì, si fa da in nome di bidda sa chi si boidana e de gente che manca. Torre Gala, a pusti schena, a ponner calchi basso, insistiu miccando d'ogni sero. De ier caliguno, sempre spero che cando popolato fu su zassu. Pizzinnos, no che si misai spassu, mudato su un sostempo sconsidero, voi da sa scarrela scale dolu, non crovo zente ma regiono solo. Mi piange su core sa tristura, regnada, in cui saldomo mesil fattasa, can connottu, gioia se combattas, a tittidos e cantol de dulzura. Medas su noi che è una copertura, e malegonza al fine a sa spiattas. Chi è battendere? Che sun tutto fora, pagol bezzos, agguantano ancora. Signato, pare dunque su destino, finita, pare comodo ogni spera. Bidda s'antica, al fatta sa bisera, in mutta de finire su cammino. Poca dura da lutta su lumino, non basta solo calchi preghiera. Servizio il bicchiere in buono spuro, un tribaglio, podottus e sicuro. Sa scarrela si popula in che dedis, ricca al deoches, giocos e appentos.
de ezzos chi trasmittin sos ammentos de buttega al faina al mestieris, e chi c'arriven fino al furisteris, pienos de riquezas e talentos, e si estan salvidda sto regala, l'assende sos anneos a un'ala. Grazie. Bell'augurio. Questo è un dono, andiamo a dire, nareuso sa, is cosa che succede in te o is cosa che bireu tutto, e mancai, ponai su Gannao Sandro Biccai in 4 ottavas, ci adesso offio un libro, ponai proprio vinzase su commenti sa poesia renesciata a resumi, non c'è ti sentito, ma vinzase una castiata de su Dognadì. Grazie, Sandro. Abisatteros. Ed è augurio che si Speramos, ai vita nostas e che si aggaia. a tutti. A tutto, no, certo. Noi siamo stati spacciati questo lavoro, questa scena, su tempo c'è passati. Mi è da piace, intendo, non so se Piero Bardanzello si dà nannai. Siccome dannao prima, si dopo usattoviai, poi viri, commenti vai, poi o canu ienidi, novidadi, e tutto canto. Ma non è che si può dire già in AI, stata su serie, o canu ienidi in su premio Lungoni, in novitadi, si caliantessi, si può dire già in AI moi? Sì, bisogna novità, senz'altro. Poi vabbè, te vai quello solo di zinco, ma fai la musica a riso. Ci sono novità. Perché appunto, fai dente appunto con l'amici Cossi, abbiamo deciso di allargare appunto questa possibilità di partecipazione e sicuramente oltre poesia e prosa è probabile che si parli ancora di saggistica, si parli di storico, eccetera. Questo lo sapremo appunto tra circa un mesetto, quando appunto lo bando nuovo che noi pubblichiamo sia in italiano che in garuleso. E i costi naturalmente si lo traducono per conto suo per diffonderlo in mezzo di scuole. Sicuramente questa novità ci sarà e già per la prossima edizione, che sarà fissata, come abbiamo detto prima, appunto per la terza di dì che venne dedicati alle feste patronali, che sono in ottobre, 14, 15 e 16 ottobre. A questo proposito però volevo appunto dire che in questo contesto gadureso e cosso non devo dimenticare l'isolano, perché col fatto che la regione ha abbatto appunto i bandi per la standardizzazione, ma li regoli noi finalmente, ne sono passati anni e anni appunto di queste cose, purtroppo sì, ma finalmente qualcuno ha compreso e si è abbatto il cammino per la standardizzazione. E la standardizzazione gaduresa si è aggiunta ancora le varianti castidanesa, in parte agliesa e soprattutto dell'isolano, perché hanno regole a sé stanti, perché sono lingue diverse. E se è possibile naturalmente, visto che abbiamo validato di gadureso e abbiamo validato naturalmente da altre lingue, eccetera, di recitare una poesia in isolano, visto che naturalmente il concorso nostro partecipano ancora gli isolani, ma non hanno i premi, quindi partecipano al concorso di Lungone, ma chi l'Indi come Arcipelago Madarino non hanno, era una volta un premio che purtroppo è scomparso, come succede per tanti premi, sì, che nasce e muore per difficoltà diverse. Se è possibile, è una questione di 2 minuti, eccetera. È una poesia che io reputo importante perché serve a rappresentare la situazione dei pescatori o della prima popolazione che esisteva anche l'arcipelago prima che le truppe reali saldi, coli civili, punissero pedi l'arcipelago per creare una comunità nuova. Non c'era nessuno prima, c'erano solo i cossi che andavano agli statiali in transumanza. Siccome c'era il pericolo che chi si punisse i pedi in permanenza, qualcuno dice a chi è reale di Savoia, state attenti perché chi sti vi fregano, cioè chi sti si vede il manichino, naturalmente voi non potete più pedi, ancora siete a terreno vostro. La poesia recita in questo modo, me l'ha già pisato. Ghera un tempo che i barchi sciortiano dai cali che non conoscevano banchine, straginati da remi lunghi e pesanti, o da un vilaccò
piccolo e insarzito, piccolo come un mandello. Era il tempo che i pescatori, posati sopra l'arena di una spiaggia, leccata solo da un mare, cuciano rezzi fatti di sdrugitori e di sudore. Era il tempo che i zitelli si morsicavano i diti per calmare a fame e a disperazione. Era il tempo che a famiglia contaia i suoi viti e i suoi morti, guardando i soli e la luna che giocavano in un cielo grande come a speranza dell'uomo e spannato come a verità del Signore. Non è più il tempo dei fole, non è più. Il corso bello freddo, noi siamo arrivati a un'ora e 8 e dunque dopo spacciare sa topio di oggi, ma voglio intendere per serrare questa trasmissione, questa puntata, questa de 10 con Angelo Mariardo. E vosaltro su tempo benidori, ti sei preparando, come ti tornate a cominciare, perché hanno tieniti? Il benidore, insomma, su un corso credo che si sia serrato derisi, ma forse non so se vada che dia di proroga o che non lo paghiamo, se la riunione sicuramente è fissata per il 7 di Natale, quindi poi tutto dipende dall'amministrazione, se lo che fare, ma penso che sia in questa strada, penso che credo che non si prima, credo che è andata avanti, si spera mia scusa che è andata avanti. Ripeto, concorso senza poetas non va da concorso, ma credo che i concorsi fate pure i poetas. Certo. E quindi nulla, una cosa che mi manca di Sara di aumentare che della giuria ha fatto parte un grande personaggio, Paolo Villonca. Questo mi l'ha prima intrigato di Sara, che è entrato magari qualche anno dopo, credo che sia entrato 2 anni dopo che è cominciato il concorso. Comunque ha fatto una pagiano di cui sono stato una pagiano di arricchimento, sia da posa giuria e tutto, che ha posto un'impronta issu, che posa poesia, posa andamento di un corso. A me personalmente mi ha cresciuto mera. Intendendo a isso, intendendo su giudizio giochi da queste poesie premiate. E noi, l'ultima puntata, sa del 12, devo dedicare proprio a Paolo Villonca e come te poeta. Anna Cristina sa da contare bene un scanto cosa, sa da leggi pure una poesia e tutto di Paolo Villonca. E tornavo grazie a tutti, mi pare che sia arrivato. Con Clara, sa gira chi bene, ad tornare, poeta. Noi c'è una doppia veste, potevo andare, poi ad essere responsabili del suo premio che ospiti nostro traballo e cittadinanza di Terranoa. E poi ad Avennia si portava un altro poeta, Mannu, penso Pedro Mura, ma devo sapere... no? Tutta sa cua. Dopo già scoviamo, però salutavo a tutti, su poeta dopo la sai, su voi due a Nicola la vostra serrata, tanto grazie a Clara, tanti grazie a Rosa Viricita Ghieni, grazie di tutto, Clara, pensa siete in Meledu che si fatto di sabiduria come te sempre, penso di questa lingua, penso di esprimo letterario, si usa a tenere in modo, penso siete lo sto rapicai, grazie a Paolo Russo e mi raccomando, si cadonaia sa poesia, non c'è da pigai, casa manca. Grazie a voi, ancora in questa occasione aglio preso. A suo presidente Piero Bardanzello, penso se possa commenti raccontare questo ponte di poesia tra Corsica e Gaddura, grazie Meda, per questa testimonia. Andrea Meleddo, grazie a tuoi, per questa poesia di oggi, per questa poesia che vai sempre, a Angelo Mariardo, oggi come organizzatore, ma sempre come poeta. Grazie a voi. Grazie a tuoi e a Sandro Biccai, ai sicuro grazie per questa poesia e per questa scrittura che vai di sempre che si vanno a disponimento. E in poi tocca a suo poeta nostro de Donzigi, da Nicola lui, lo video sora Nicola di intendi e da
si concordava con questa puntata. Un canto è rebellia, ma vi solo pure, sicuro. Rossa limba sarda. Grazie. Ascoltavo su Nicola Loi, come altro si va precedi, sabato che bene, a 9:15 di Ameriì, sono sempre noi, altre due spuntate, un cosa bella di questa poesia nostra, ma ora ascoltavo su a Nicola Loi. Questa è la combatta sovrana del suo popolo sardo tutto in treo. E sta a fare che impari una bardana sia in scuola sull'imbazzumeo. Sa limba capitano e de numoro, de costera barbaggia e baronia, de tattari, gardura e locutoro, pare d'origia, iscultato sia. Questa limba a morte condannata sa che ha superato ogni guerra. E sta sammuta a te sulla assata, non fa che parte più di questa terra. Sa che è sa regina de sa gente, da essere antico con notto ne sbolata, ma prosso smere del suo continente, chi sia in su tutto smenticato. Sa limba de Leonora e Ospittone, fino a Sao è stata sempre via, cantata da Evira Settuccone, da Maria Carta e Anna Maria. Sospoetta si furriano in salosa e noi siamo bruciando questa storia. Ma noi schicina in terra dicciosa, che sempre via è scombo in sa memoria. Si apposta in mano sa gioventù, sia in si studio a fare data, fa chi dell'estro, voi con virtù, che questa zola che è ventulata. Tanto chi comprende e chi comprenda, che sta bene a fare depresse, che su che d'origine chi intenda, o se mu sto tu canto sa simbesse. Questa attività è stata realizzata con l'aiuto della Regione Autonoma della Sardegna, imprentas 2022-2023, le regionali 22-2018, articolo 22.